Il presidente della provincia Stefano Marcone e i consiglieri coneglianesi Leopoldino Miorini e Alessandro Bortoluzzi in sopralluogo all'ITIS Galilei, accompagnati dai tecnici e dal dirigente scolastico, hanno voluto rendersi conto di persona della precaria situazione dell'edificio. Dopo le ripetute sollecitazioni da parte dei genitori prima e durante l'estate e dopo il corteo in strada degli studenti il primo giorno di scuola, la data dei lavori per la ristrutturazione dell'ala attualmente chiusa si avvicina. Verosimilmente, salvo imprevisti, a febbraio l'ala che attualmente è inagibile sarà agibile. Imprevisti che laddove dovessero presentarsi saranno noti verosimilmente a dicembre. Quanto al medio e lungo termine, la provincia ha già in cassa 6 milioni di euro per l'adeguamento sismico del Galilei. Il primo passo sarà, quando abbiamo individuato il progettista, e verosimilmente anche questo entro la fine di questo mese il bando dirà chi è il progettista, di sederci al tavolo assieme per vedere se si trova una linea che riesca a contemperare le esigenze di tutti. Concordo il punto comune che abbiamo trovato, una cosa sicuramente che noi vogliamo che ci sia garantita almeno la tempestività e in ogni caso che ci sia una programmazione di tutto, perché ogni giorno per noi è pesante e comunque con una programmazione possiamo leggermente alleviarla. Ecco.